Libro molto interessante. Mi sono preso questo libro qua un po' di tempo fa, sinceramente ero un pochino scettico, non mi convincono di solito tanto queste guide per fotografi, per comunque imparare le skills base di questo mestiere qua, perché spesso sono consigli un pochino ovvi che si risolvono, diciamo, in qualche anno di esperienza, di solito si impara, non dico quasi tutto, però le cose che trovi sui libri sono spesso, diciamo, molto molto basiche. In verità la guida definitiva alla posa fotografica, questo libro qua, di Lindsay Adler, non so la pronuncia, portate pazienza, l'ho trovato molto molto piacevole, molto interessante, perché comunque che affronta il capitolo delle pose, quindi di come si tratta con le persone o di come le si mette appunto in posa durante una fotografia, secondo un punto di vista molto dinamico, molto concreto e soprattutto ha un sacco di esempi. Io mi cimento molto spesso con la fotografia di ritratto e tante cose devo dire che comunque mi servono anche a me, mi sono leggendole alcune cose le sapevo, quindi era un ripasso, tante altre effettivamente tipo era un ottimo impulso per pensare. Dopo, come sempre, non stiamo parlando di scienza, quindi ci sono concetti giusti, concetti un po' meno giusti, però devo dire che in linea di massima questo libro mi è piaciuto molto dal punto di vista del racconto di quello che ci sta dietro e soprattutto di come hanno analizzato ogni tipologia di posa, perché di solito tipo all'interno di questo libro si parla di diverse pose, quindi ad esempio c'è la fotografia di famiglia, la fotografia boudoir, la fotografia di ritrattistica, quella di moda, ci sono, diciamo, diverse sfumature all'interno di questo libro che comunque consiglio non solo ai professionisti, quindi chi appunto lavora con le immagini, ma secondo me potrebbe essere anche un libro interessante per modelli e modelle, perché è bello vedere il punto di vista del fotografo su quello che vorrebbe cercare quando scatta ad una persona. Quando si lavora su un set, chi non è, diciamo, professionista o comunque chi fa da poco il mestiere del modello o modella spesso ha difficoltà e si scema sempre nel discorso tipo dimmi te quello che devo fare e io mi metto in posa. Non è il giusto feeling di lavoro. Di solito il modello e la modella deve interpretare quello che sta succedendo sulla scena e il fotografo scatta. La fotografia è un lavoro di team, quindi entrambi ci devono mettere il proprio. Approfondire molto il tema delle pose, ad esempio con questi libri qua, può essere utile. Devo dire che secondo me è uno dei libri più carini che ho letto su tutto quello che riguarda la posa fotografica, sia per uomini che per donne. Quindi per chiunque è interessato, secondo me, a fare il modello e modella professionalmente o a livello di hobbistica, e per i fotografi che comunque hanno a che fare con le persone, è un libro molto interessante. Faccio notare anche una piccola cosa, che all'interno del libro ci sono degli esercizi che sono utili ad allenare il nostro occhio, tipo ad esempio ti mostrano una foto e ti dicono cosa c'è che non va in questa fotografia qua, e allora effettivamente comunque ti eserciti a cercare quel piccolo difettino che comunque ci sono nelle immagini, e questo aiuta molto nel processo di lavoro. Ho trovato dei bei stimoli ad approfondire. Chiaramente in un libro non ci può essere tutto lo scibile umano riguardante la fotografia, però comunque interessante, piacevole, dinamico. Faccio notare solo una cosa, che comunque, ecco, se devo tirare un piccolo difettino, l'impaginato a volte non è fatto benissimo, perché tipo parla di fotografie che sono alla pagina dopo o alla pagina prima, quindi devi stare un attimino lì a scegliere. Questo secondo me è dato perché è una traduzione dallo straniero all'italiano, quindi magari qualche capitolo è slittato di una pagina ed effettivamente si è un po' perso il discorso di una paginazione corretta. Vabbè, dai, si può anche fare lo sforzo di girare una pagina ogni tanto, non succede niente. Quindi a parte questo piccolo difettino, è scritto molto bene, tratta dei bei temi e le immagini effettivamente sono interessanti. Tra l'altro non conoscevo, mia colpa, quest'artista qua, sono andato a vedere le fotografie che fa, effettivamente tanta roba, molto brava, quindi c'è sicuramente sempre da imparare. Bene, spero che questa sezione dedicata ai libri che sto leggendo possa essere di aiuto e di stimolo nella tua crescita personale. Se hai qualche dubbio, chiaramente scrivimi qua sotto e ci sentiamo e ci vediamo nel prossimo video.